Bentornati, nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Fronti instabili e l'arrivo di un nocciolo freddo in quota ha portato la neve sotto i 1000 metri, ma si rialzeranno le temperature già da sabato con la forte instabilità di domenica che garantirà forte maltempo soprattutto sul Piemonte e poi sul Veneto, condizioni di instabilità che perdureranno anche sulle zone tirreniche e sulle regioni ioniche e la Grecia. Possiamo notare dalla grafica infatti come la giornata di domenica sarà fortemente perturbata, una forte perturbazione che agirà principalmente sulle regioni settentrionali e poi si formerà questa saccatura che si concentrerà sull'Europa centrale. Questa saccatura porterà una netta fase instabile proprio sulle zone della Corsica, del Basso Tirreno, Medio-Basso Tirreno, in parte anche sulla Sardegna, specie le zone a nord, e poi anche sui Balcani, dove qui avremo forti temporali, e sulle zone ioniche e forte maltempo anche sull'Europa centrale. Condizioni atmosferiche che rimarranno pressoché instabili su quelle zone. Sulle regioni settentrionali il tempo andrà migliorando, seppur con qualche isolato piovasco sui monti, e poi successivamente vedete questa rimonta anticiclonica riuscirà poi a viaggiare da sud-ovest, viaggerà verso nord-est, garantendo in parte tempo stabile a partire dalla giornata di mercoledì. Ma come vedete farà fatica a lasciare l'Italia questo vortice. Il vortice di maltempo andrà azionandosi sull'Europa orientale, ma il clima piuttosto freddo al mattino rimarrà e quindi avremo temperature ancora piuttosto fredde al mattino sulle regioni settentrionali, specie sulle zone collinari, ma anche in pianura, e poi possibile, come vedete, la formazione di una perturbazione nella giornata di giovedì che interverrà principalmente sulle regioni del centro-sud e le due isole maggiori, mentre potrebbe, un'ipotesi ancora da considerare, da valutare, essendo che non sono ancora concordi i modelli, un nuovo nocciolo freddo dal nord-est, proprio direttamente dalla Scandinavia a causa della formazione di un nuovo anticiclone. Questo nuovo nocciolo freddo potrebbe raggiungere l'Italia, specialmente le regioni nord-orientali, e portare così un nuovo brusco calo termico, mentre ancora forte maltempo rimarrebbe invece sulle regioni del centro-sud, soprattutto il versante ionico e i Balcani. Insomma, una situazione ancora da definire, ma andiamo a analizzare per bene le precipitazioni che cadranno nel corso dei prossimi giorni. La fase instabile, come vedete, che interverrà nella giornata di domenica sarà molto evidente, come vedete soprattutto sulle regioni del nord. Poi questo fronte lascerà definitivamente la nostra penisola per la formazione, come vedete, di questo vortice al centro Europa, e con rovesci che però insisteranno nuovamente lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna e sui Balcani. Agirà sui Balcani e si dirigerà verso la Grecia, con ancora forte maltempo durante le ore pomeridiane lungo il versante appenninico, sull'Emilia Romagna, sulle Marche e insomma su gran parte delle regioni centrali, e poi questi temporali potranno agire anche nella giornata di martedì, soprattutto sui settori adriatici e quindi anche sul versante ionico, e potranno formarsi quindi temporali ancora una volta lungo l'Appennino, come notiamo da questa grafica. Insomma, ancora tanta attività in gioco, attività convettiva sempre possibile, e poi come vedete a causa della rimonta anticiclonica non si dovrebbero più avere fenomeni dalla giornata di mercoledì, se non qualche isolatissimo, come vedete al nord-est durante le ore pomeridiane. Non è escluso qualche isolato temporale proprio anche per il riscaldamento che si avrà durante le ore diurne al suolo in contrasto con il freddo presente in quota, e poi la possibile formazione, come vedete, di questo vortice nella giornata di giovedì. Ma ancora tutto da confermare. Questo vortice agirebbe, come vedete, solo sulle regioni del centro-sud e saranno precipitazioni deboli, e agirebbe in primis sulle regioni del Basso Tirreno. Insomma, ancora tutto da confermare, ma rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.